vogliamo aiutare il meglio possibile. Abbiamo diminuito anche il prezzo del gasolio, benzina, GPL e metano e speriamo che vada tutto bene. Spingiamo insieme tutto quanto e speriamo che finisca al più presto. Grazie. Un incendio di notevole portata ha coinvolto, attorno alle ore 6 di stamane, due abitazioni confinanti in via Giovanni XXIII a Brondolo. Le fiamme sarebbero divampate da uno scooter o da un tagliaerba con benzina all'esterno di una delle due ville e presto si sono propagate oltre i limiti del cancello in ferro che li divide. L'esplosione del serbatoio ha svegliato entrambe le famiglie, che sono subito accorse per spegnere quanto possibile con l'acqua e l'estintore, contattando contemporaneamente i vigili del fuoco. Solo l'intervento veloce di questi ultimi ha consentito di limitare i danni. Ho pregato che arrivassero in tempo e così è stato, ha detto il proprietario dell'alloggio confinante, che nel rogo è riuscito a salvare una vettura, alcuni kayak e i tavoli del giardino, ma non purtroppo una bicicletta elettrica che aveva trovato riparo, come gli altri oggetti, sotto un capanno in legno. Delle due abitazioni, una è rimasta intonsa e l'altra solo sfiorata dalle ceneri. Il fumo comunque è salito tanto da essere visibile fin dalla Romea. Le cause dell'incendio sono ancora incerte, anche se la combustione accidentale è la più accreditata. I vigili del fuoco comunque hanno curato con attenzione l'inventario dell'attrezzatura superstite, riponendole in sacche separate, secondo il protocollo che aiuta a prevenire ulteriori conseguenze spiacevoli nel caso siano coinvolti materiali plastici o amianto. Un caso di positività al coronavirus si è verificato all'interno della casa di riposo per anziani in via del Boschetto a Sottomarina. Lo ha reso noto il presidente dell'istituto, Andrea Giovanni Zennaro, attraverso una telefonata al sindaco Ferro. La persona anziana coinvolta è stata isolata e ricoverata all'ospedale di Dolo. Le 221 persone, 170 ospiti e 51 operatori che insistono nella struttura sono state sottoposte a tampone, peraltro già previsto in precedenza. Lo stesso sindaco ha reso noto che stamattina ha chiesto formalmente al prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, la possibilità per i concessionari balneari di giungere alla spiaggia per praticare gli opportuni interventi di messa in sicurezza degli stabilimenti dopo le ore e le mareggiate dei giorni scorsi e senza incorrere in sanzioni verso l'auspicato rientro alla normalità. Tornando alla situazione medica, altre 3 persone positive sono state trasferite ieri pomeriggio dall'ospedale di Chioggia a quello di Dolo. Sarebbero 2 donne anziane e un signore, il cui spostamento si è concluso nella prima serata. Intanto questa mattina i fratelli Ali Said e Ali Abid, responsabili di Tech Service, laboratorio per la riparazione di telefoni, tablet e dispositivi elettronici con sede in via Veneto Sottomarina, hanno donato al pronto soccorso uno stock di 150 mascherine che avevano in dotazione. Un'offerta anche maggiore è avvenuta nelle strutture ospedaliere di Verona, città tra le più colpite dal virus, dove i 2 fratelli pakistani possiedono analoga officina. Sempre a proposito di maschere, ieri i volontari della Protezione Civile, assieme ai bersaglieri, hanno terminato la distribuzione a Chioggia Borgo San Giovanni, avanzando a Sottomarina in Piazza Europa, Viale Tirreno, strada Madonna Marina e sull'Usenzo, con 800 consegne. Avviata anche la distribuzione in Viale Mediterraneo. Una buona notizia per finire riguarda Don Massimo Fasolo, il 61enne parroco di Vaglie Conche è stato riscontrato negativo anche al secondo tampone e quindi è definitivamente guarito dal Covid-19. Rimane ancora presente però un fastidioso batterio che i sanitari del Policlinico di Padova stanno cercando di curare nel reparto di medicina, dove il sacerdote è stato trasferito per la riabilitazione. La sua ripresa comunque avviene a ritmi molto lenti. Sono circa 6 milioni gli stanziamenti che il governo ha messo a disposizione dei comuni dell'area metropolitana di Venezia per far fronte alle esigenze alimentari degli indigenti durante l'emergenza da coronavirus. Si tratta di contributi a chi ha basso reddito o ha perso il lavoro a causa della chiusura di un'impresa e sono destinati esclusivamente a potenziare la possibilità di spesa per i generi di prima necessità. I 6 milioni per la provincia veneziana rientrano nei 400 erogati a livello nazionale. I criteri di distribuzione tra i singoli comuni sono per l'80% la proporzione alla popolazione residente, per il restante 20% sono valutati in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
Per quanto riguarda la città di Chioggia, la somma messa a disposizione del governo ammonta a poco più di 336.000 euro. I destinatari dovrebbero essere individuati azionando il settore politiche sociali e le associazioni di volontariato, anche attraverso l'eventuale apertura di un conto corrente. Si tratta di una misura importante, afferma il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Jonathan Montanariello, che non riguarda chi già gode di altre misure di sostegno al reddito come la cassa integrazione. Ci auguriamo, continua Montanariello, che adesso l'amministrazione sia veloce a individuare le modalità per dare questi aiuti e metterli in circolazione, viste le diverse opzioni date dalla circolare stessa. Montanariello chiede anche la convocazione a distanza di una seduta congiunta delle commissioni consigliari bilancio, attività produttive e politiche sociali, affinché ciascuno possa far convergere le diverse esperienze nel territorio che siano meritevoli di attenzione. Al commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia è prossimo l'arrivo di un nuovo giovane commissario. Si tratta di Flavio Daddario, 30 anni, abruzzese, che è stato assegnato alla sede clodiense dopo aver completato il 108° corso di formazione per commissari. Il dottor Daddario è laureato in giurisprudenza all'Università di Perugia, avendo sostenuto una tesi in diritto europeo premiata con il voto di 110 lode. In seguito il nuovo commissario della pubblica sicurezza di Chioggia, che è anche abilitato alla professione forense, ha sostenuto un master in scienze della sicurezza alla Sapienza di Roma, affrontando contemporaneamente la Scuola Superiore della Polizia al Ministero dell'Interno. Il 6 aprile è la data di decorrenza dell'assegnazione del nuovo funzionario, ma ancora non è certa la configurazione, dal momento che il Ministero dell'Interno non ha ancora comunicato all'attuale commissario, il dottor Rosario Gagliardi, un eventuale trasferimento. Quindi è anche possibile che i due funzionari coesistano, almeno per un periodo, con ruoli diversi all'interno del commissariato cittadino, anche in virtù della giovane età del nuovo arrivato, che sarebbe la sua prima esperienza da commissario in una piazza importante e non facile come Chioggia. Gagliardi, nei ruoli della polizia dal 2002, si era insediato in città l'8 gennaio 2018, proveniente dalla Spezia, dove era addetto alla divisione amministrativa, sociale e dell'immigrazione. Napoletano di 40 anni, l'attuale commissario si è fatto apprezzare le redini della Polizia di Stato nella repressione della criminalità locale, nella lotta allo spaccio di droga, nella soluzione dei difficili casi di disagio e nella cura dell'ordine pubblico in tutto il territorio, compresa la difficile partita della ex base militare di Conetta, prima adibita a centro di identificazione per i migranti. La sua gestione del commissariato gli è valsa la considerazione del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, per cui non è improbabile pensare a un futuro incarico di rilievo. In ogni caso, al commissario Gagliardi vanno i migliori ringraziamenti di Chioggia Azzurra e della cittadinanza per l'importante ed efficace opera svolta fin qui, con i migliori auspici per il prosieguo della propria luminosa carriera dovunque sarà, estesi naturalmente al commissario Daddario con gli auguri del benvenuto per l'insediamento a Chioggia. Slitta a settembre il cantiere per il ponte translagunare delle Trezze. Lo ha rivelato il sindaco Alessandro Ferro dopo un colloquio con l'ingegner Mario Liberatore, dirigente responsabile dell'ANAS per il Veneto e il Friuli. Concorderemo una data certa con dato anticipo, prosegue il sindaco. Intanto è positivo il rinvio dell'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti e il risanamento corticale. Gli operatori turistici del porto potranno così lavorare senza nuove battute d'arresto una volta usciti dall'emergenza sanitaria. Sarà comunque organizzata una riunione di coordinamento con la città metropolitana allo scopo di valutare le opzioni alternative per la viabilità nella cooperazione tra istituzioni, di modo da arrivare preparati all'appuntamento di settembre. Continuano invece le opere al ponte che attraversa il Brenta tra Brondolo e Calino. Nei prossimi giorni verrà installato un semaforo per istituire il senso unico alternato a causa del restringimento della carreggiata a destra dal chilometro 84 8,50 al chilometro 85 150. L'impianto dovrebbe restare in funzione fino a circa metà aprile, in un periodo destinato a creare minor disagio, vista la ridotta circolazione a causa dei provvedimenti legati al coronavirus. Secondo i piani, la prima fase di questi lavori sarà chiusa prima dell'estate.